Shoulders run fast and the air feels tight. Hands gripping edges with all my might. Each breath a gift where gods reside. Hope and grit my constant guide. Higher I go with the eagle fly. Hands gripping edges with all my might. Each breath a gift where gods reside. Hope and grit my constant guide. Harder I go where the eagle flies. Clouds. Ciao ragazzi, oggi siamo in Passo Staulanza e proviamo ad andare su al Monte Agaro, se ce la facciamo, non lo so, perché non ho ramponi e non ho niente, insomma. Il tempo è un po' così così, comunque secondo me tra un po' viene fuori il sole. E qui alle nostre spalle abbiamo il Pelmo con una bella aquila che non so se si vede, ma c'è un'aquila che vola sopra. Di qua abbiamo il nostro Civetta e proviamo ad andare su al Monte Agaro, che dovrebbe essere super di qua, e poi ci aggiorniamo. Non lo so se trovo ghiaccio o cosa trovo. Ho visto anche la giornata, qui inizia a nevichiare, ma c'è il sole che inizia anche a venire fuori un po'. Dai, proviamo e ci aggiorniamo dopo. E su di qua, diciamo che tira un po' adesso all'inizio e anche dopo, però il tempo si sta mettendo a posto, per fortuna. Qui inizia a farsi alta la neve, molto molto alta. Comunque c'è questo nevischio che sinceramente è anche un piacere, perché la temperatura è molto alta e questa qui fa come ti raffredda, cioè è giusta, cioè sembra messa apposta. Dico la verità, è uno dei più bei trekking che abbia fatto quest'anno. Una giornata, guarda, favolosa, veramente bella, cioè non manca niente. Percorso, vedete, è molto annevato, però mi tiene sul peso, quindi sono senza lamponi, senza niente, ma il peso me lo tiene senza problemi per il momento, nonostante che, non so se vedete, cioè vado giù, guardate, vado giù tutto con la racchetta, cioè, però il peso me lo tiene. Il sole, beh, prima è venuto fuori il sole con la neve, una cosa favolosa, veramente bello, veramente ragazzi, dai, sono contento di essere venuto via oggi. Ecco, qui abbiamo incontrato due escursionisti che hanno detto che in montagna si va quando non esiste bello o cattivo tempo. Si va sempre, basta si va sempre e dopo ci si deve informare, esatto, sulle condizioni meteo. E dopo si va da come siamo vestiti anche, vero o no? Vabbè, sì, è vero o no? Percorso favoloso, vero ragazzi? Sì, si arriva fino in cima con un po' di fatica, ma però si arriva. Dai, grazie. Alla prossima ragazzi, ciao. Ciao. Ed ecco qui, siamo alla segnaletica e noi teniamo sempre la destra. Un po' di vento, adesso si inizia a sentire il vento. Comunque sempre avanti. Ecco qui, siamo alle rocce e ci fermiamo un po' adesso a mangiarci un panino e bere qualcosina, perché è abbastanza faticoso arrivare avanti, perché si va sotto parecchio. Merita comunque, veramente giornata favolosa ragazzi. Cioè, so che la GoPro non rende giustizia, ma c'è un paesaggio a 360 gradi che è la fine del mondo. Queste sono le giornate che mi piacciono a me, proprio così. Adesso mi fermo qui e mangio qualcosa. E niente, mi sono fermato, ho mangiato un panino e adesso sono pronto per ripartire. Niente, volevo salutare anche Tania e Massimo di Avventurando, che sono due persone che ho conosciuto, abbiamo fatto 2 video assieme, abbiamo fatto 2 uscite, 2 persone deliziosi. Già guardando i suoi video sono simpatici, dal vivo sono ancora più simpatici. Iscrivetevi al suo canale, perché sono persone che amano la montagna, simpatici e meritano di guardarli veramente ragazzi. Niente, io oggi sono qui e niente, adesso andiamo su. È una giornata favolosa secondo me, così
c'è il nevischio, c'è tanta neve perché la neve è parecchia, però per il momento la temperatura è alta e quella un po' mi secca per le valanghe. Però ragazzi, è un paesaggio che non so se si vede, cioè veramente da urlo. Dai, andiamo avanti finché riusciamo ad andare avanti. Adesso mi sono messo qui sotto una roccia. Guarda Massimo, se vuoi fare un bivacco qui, guarda, pianti la tenda qui, metti il telo così, cioè guarda che vista che hai, ragazzi miei. Dai, andiamo avanti. Inizia a diventare sempre più dura, ormai si va sotto parecchio. Qui anche un inizio di valanga, non so se si vede, però ragazzi miei, che giornata, proprio come mi piacciono a me. Sono quasi in forcella, spero di arrivarci e dopo vediamo per la vetta, ma per la vetta non lo so, forse in forcella. Comunque ragazzi, bello. Dai ragazzi, arrivati in forcella, è stata dura perché a un certo punto credevo di non riuscire più a venire avanti, cioè andavo avanti fino qua, ormai pensavo di non riuscire più perché andavo troppo sotto, però in forcella sono arrivato e adesso proviamo a vedere il monte se riusciamo, cioè è dritto ragazzi, ma speriamo che non sia troppo ghiacciato e secondo me mi darà anche il sole prima di questa sera. Allora, da questa parte non so se si vede il pelmo e pelmetto, e si vede ben poco, ma penso che si sta tirando su la nebbia. E di qua abbiamo il civetta che non si vede. Adesso proviamo su, guardate che vista, proviamo dai ragazzi, vediamo se ce la facciamo. Climbing up where the sky meets stone, feet on the path where wild ones grow. Each step sings a verse so proud, mountains whisper, no place allowed. Trail so steep it tests my will, yet my heart's on fire, thrill by thrill. Echoes of the past dance by my side, with every rock my fears collide. Crowded Monte calls my name, through the sun, through the rain. Boundless heights, no chains restrain. I'll reach the top and shout again. Rivers run fast and the air feels tight, hands gripping edges with all my might. Each breath a gift where gods reside, hope and grit my constant guide. Higher I go where the eagle flies, clouds open wide like endless skies. Gravity pulls but I hold the scene, Crowded Monte wild and keen. Crowded Monte calls my name, through the sun, through the rain. Boundless heights, no chains restrain. I'll reach the top and shout again. Strain, I'll reach the top and shout again. E si parte ragazzi per la vetta, vediamo dai. Ok, poi vado giù adesso, inizio, già parto male, proviamo dai. Ecco qui ragazzi, stiamo andando su, per fortuna è un po' ghiacciato ma non c'è neve su certi posti, però bisogna un po' arrampicarsi qui, andando su anche
bisogna... ai, ai, ai. Oh. Vabbè ragazzi, e siamo quasi, però si fa una grande fatica a arrivarci su perché si va sotto troppo. Adesso proviamo gli ultimi passi, c'è un vento. Ui. Siamo arrivati. Via, ci siamo. E adesso siamo anche veloci a scendere perché tira un'aria qui ragazzi pazzesco in quota. Non è stato facile arrivarci su, però dico la verità, perché si andava troppo sotto, anche 1,5 metri al colpo, però una soddisfazione veramente, visto il tempo che c'è. Cioè guardate la neve, tira, vento, porta via. Tira forte il vento, andiamo giù. È più tardi ragazzi. E adesso inizia la discesa, che è più difficile la discesa che non la salita. Infatti adesso metto via la GoPro e niente, dai, partiamo. Facciamo attenzione perché è tutto ghiacciato, sono senza lamponi e sono anche in solitaria. Che voglia. Sono da solo, quindi bisogna che faccia molta attenzione. E un altro pezzo pericoloso è quello che si vede giù là, che è un pezzo delle valanghe, e speriamo bene, dai. E qui ragazzi siamo arrivati in Forcella, adesso aspettiamo, anzi mi sono riposato un po', ho bevuto qualcosa e siamo pronti a ripartire. E adesso dove che dobbiamo fare attenzione? A questa parte qui, vedete? C'è già un inizio di valanga e niente, bisogna passare in fianco e niente, dai, la passiamo veloce. Il tempo si è migliorato, vede, non nevischia più e quindi sì, anzi è caldo adesso, una bella giornata è venuto fuori, veramente. È stata difficile arrivare su perché si profonda troppo per la neve, si va sotto anche 1,5 metri, cioè ci sono anche di posti, ci sono anche 2 metri di neve. Comunque dai, passiamo questa parte qui veloce e poi ci aggiorniamo giù. Rivers run fast and the air feels tight, hands gripping edges with all my might. Each breath a gift where gods reside, hope and grit my constant guide. Higher I go where the eagle fly, hands gripping edges with all my might. Each breath a gift where gods reside, hope and grit my constant guide. Harder I go where the eagle flies, clouds open wide like endless skies. Gravity pulls but I hold the scene, Cardam onto wild and keen. Eccola qui la parte, parlo piano, quella più pericolosa, diciamo, che c'è stato un inizio di valanga, anche perché non so se si rende l'idea, qui sarà 2 metri di neve, sto pezzo qui che lo dobbiamo fare con calma. Eccola qui la parte della valanga, cioè guardate cosa viene giù, con calma andiamo via. Siamo arrivati alle rocce,
a parte quella con la valanga l'abbiamo superata per fortuna. Non ero preoccupato, ma insomma non vedevo l'ora di superarla. E adesso giù di qua. Uia. E su di qua. Di qua è un'altra parte che dobbiamo stare un po' attenti di non finire giù. Stiamo scendendo, ragazzi, e oggi è stata una giornata molto faticosa, neanche tanto per il percorso, perché è un po' a portata di tutti, credo, insomma un po' di allenamento si arriva, è solamente con la neve che si andava giù tanto con la neve. Adesso siamo ormai giù, quindi insomma niente, dai, ci aggiorniamo giù, ragazzi. Allora ragazzi, arrivati dal Monte Crot, è stata un po' dura perché è un po' selvaggia per arrivarci su, tanta neve, e comunque insomma merita da farlo perché è una cosa spettacolare su, è cioè tutta la natura viva, la natura è viva. Niente, dai, iscrivetevi al canale, lasciate un like e dai, ci vediamo alla prossima, ok? Ciao ragazzi.